Noi abbiamo voluto dar vita a queste nuove 9 URSS, abbiamo voluto ridurre le URSS, ma soprattutto abbiamo voluto dar vita a questa azienda zero. E vi posso garantire che nell'immaginario collettivo a livello nazionale un po' tutti i miei colleghi di regione stanno lavorando verso questa direzione, che è la scelta non solo di fare economia di scala, non solo di pensare che concentrando i centri di costo, i controlli e molte altre attività si risparmierà, peraltro risparmia circa 60 milioni di euro in Veneto, ma anche un sistema per efficientare la macchina. Lo vediamo anche oggi con questa presentazione, con il tema della digitalizzazione in generale, ci rendiamo conto che la sanità, voi stessi me lo dite quotidianamente, la sanità è in continuo cambiamento. Si passa da una sanità, come dico io, da tubo catodico e si va verso una sanità che è sempre di più digitale. E saremo messi nelle condizioni di fare molti più investimenti. Questa è una delle strategie, di fare in modo di dare macchinari sempre più all'avanguardia, come questa macchina, questa PET-CT che costa 1.700.000, non so se si è detto prima, sì, sono distratto, era nella slide, 1.700.000 euro. Ma anche la volontà di pensare, e qui vi chiedo anche un po' di orgoglio, no? Perché spesso quando voi siete i primi comunicatori, capisco che le difficoltà ci sono, ma vi posso garantire che ci sono in tutti i posti di lavoro, non è che gli ospedali sono gli unici che vivono le difficoltà del posto di lavoro. E magari se ci concentriamo sul paziente cerchiamo anche di comunicare gli aspetti positivi del paziente, magari evitando di parlare solo di magagne e di malcontenti e di miserie personali, magari scaricando e vomitando le vostre pazienti. E poi i pazienti vi chiamano, scrivono, sai, sono stato visitato, ma metà visita me l'ha fatta parlando di quanto la regione non capisce, non sa fare. Magari i pazienti che noi siamo l'unica regione che ha fatto delle scelte in tempi non sospetti e ha adottato tutti i nostri hub provinciali della chirurgia robotica. A noi sembra una cosa normale, ma è sufficiente spostarsi di qualche chilometro e uscire fuori regione per capire che anche i grossi centri che sono ritenuti all'avanguardia non hanno ancora la Rota Vinci che costa 6 milioni di euro, quindi ne abbiamo uno per provincia, anzi ne avremo 2 in provincia di Vicenza, perché avremo sia Bassano che Vicenza. Ma anche tutto quello che vogliamo ancora fare. Oggi abbiamo capito che la sanità va verso la iperspecializzazione, vediamo questa mattina, no? La sovrapposizione di un'immagine, di 2 immagini che ci permette di essere ancora più precisi. Poi mi diventa il fatto che ogni paziente che vi entra in ambulatorio va a casa con qualche novità, però anche su questo dobbiamo fare dei ragionamenti. Però è altrettanto vero che i dati oggi ci dicono che ad esempio tutto quello che state voi facendo in virtù di direttive regionali sulla prevenzione dà ottimi risultati, penso al colon, all'intestino, al tumore al colon, penso a tutto quello che ad esempio la prevenzione, prima abbiamo visto nella simulazione, abbiamo visto la breast unit, il 95% dei tumori al seno oggi ha un esito positivo, cioè quindi non ha un esito infausto. Quindi investiremo nelle tecnologie, nella prevenzione, destinando una 70 di milioni di euro all'anno per gli acquisti di nuove tecnologie. Lo abbiamo già fatto in passato, ma vogliamo continuare a fare. In un momento non facile, ed autodistruttivi, quindi entrano in ospedale già pensando a chi devono far causa e altre robe del genere, lo so, conosco l'atteggiamento, però è altrettanto vero che questa sanità noi la vogliamo far crescere ancora di più e senza di lui è impossibile farla crescere. Cioè l'investimento sulle professionalità per noi è fondamentale.